Una buona domenica, gentili telespettatori di TV7, e benvenuti ad iReporter Sì o No, il nostro confronto domenicale su un tema caldo del momento. Un tema che in questa puntata in realtà è caldo da ormai quasi 4 anni, perché parleremo di autonomia in Veneto, un traguardo che non è stato ancora raggiunto, e ne parleremo con l'avvocato Alessio Morosin, che ringrazio di essere intervenuto, Buongiorno a lei e buongiorno ai telespettatori. e il consigliere regionale Fabrizio Boron. Buongiorno Boron. Grazie e buongiorno a tutti voi. Ecco, io comincerei proprio da lei, Boron, brevemente, perché insomma il prossimo ottobre saranno 4 anni che il Veneto attende questa autonomia, per cui il popolo si è espresso in modo piuttosto forte, insomma, a netta maggioranza. Eppure siamo ancora qui a parlare di qualcosa che di fatto non c'è. E lei personalmente, anche insomma come esponente politico, che risposta si è dato a questa in realtà inadempienza a insomma, un processo costituzionale come può essere quello deciso da un referendum consultivo? Beh, sicuramente per quel che mi riguarda, visto che il processo di autonomia e federalismo in questo paese lo sogno fin dai primi anni 90, insomma il percorso non è solo quello degli ultimi 4 anni, ma un percorso lunghissimo che è partito tanti anni fa, dove diciamo è arrivato fino al referendum grazie poi a cambiamenti che sono stati fatti anche nella Costituzione, in particolar modo quello del titolo quinto che ci consente di avere la delega nelle famose 23 materie. Quindi non ho mai pensato che fosse un percorso semplice, veloce e molto probabilmente anche indolore. È un percorso per chi ci crede, e in questo caso possiamo dire, no, che dopo il referendum sappiamo che ci credono la stragrande maggioranza dei veneti. È un percorso che arriverà a realizzazione, arriverà alla meta, però amaramente diciamo, sta trovando degli ostacoli più forti di quelli che magari si poteva pensare nel momento del grande plebiscito veneto, perché nel momento in cui si è avuto quel risultato a referendum si pensava che magari la strada fosse in discesa e pertanto democraticamente lo Stato centrale notificasse solo il risultato, e invece poi il sistema, il centralismo trova sempre il modo per ostacolare o per ritardare. Io credo però che il percorso sia inesorabile. Mi auguro che questo avvenga nel più breve tempo possibile. Noi siamo qui, io come consigliere regionale, ma ogni veneto che ha firmato, che ha votato per l'autonomia, siamo qui a ogni giorno ricordare che è un nostro diritto riconosciuto dalla Costituzione e soprattutto riconosciuto da un referendum plebiscitario. Ecco, credo che la strada sia impervia e ovviamente ci saranno degli ostacoli, ma la nostra fermezza porterà sicuramente al risultato. Ecco, un percorso molto lungo, tortuoso, in realtà anche più lungo della persona che vi sta parlando in questo momento, perché è veramente pluridecennale. Però, Morosin, insomma, si è tanto lottato per questa autonomia, alla fine un referendum è stato indetto e la risposta è stata chiara. Però attualmente, insomma, quantomeno, nonostante ecco, la progressione che giustamente Boron dice essere inesorabile, ci troviamo in un momento quantomeno di stagnazione di quest'istanza. Recentemente, proprio pochi giorni fa, ha detto Salvini, portare a casa l'autonomia è dura con questa congiuntura politica, anche se resta fra le priorità. Effettivamente ci troviamo in un momento di questo tipo, e soprattutto perché? Ma intanto mi fa piacere che vi sia da parte di questa emittente un'attenzione a un tema che la stragrande maggioranza dei media ha un po' dimenticato o messo in secondo piano. Poi condivido come premessa l'aspettativa di Boron, che dice che sicuramente verrà. Il problema è che viene se cambiamo gli operatori che sono sulla scena, perché è chiaro che con un risultato referendario come quello che c'è stato il 22 ottobre 2017, quindi ormai 4 anni fa, al 98,1% dei sì partecipanti, che era oltre il 60%, vuol dire che i veneti che sono responsabili, attenti al loro futuro,
vogliono quasi all'unanimità queste ulteriori forme di autonomia, come dice il 116 della Costituzione. Però purtroppo non vedo il personale politico, come lo chiamo io, del Veneto, nonostante il grande consenso, nonostante anche poi la conferma elettorale nelle ultime elezioni, la volontà, la capacità di imporsi sulla scena che come tutti si aspettavano. E quindi c'è una delusione, pur convinto che prima o poi il risultato si arriva, perché siamo riusciti, non bisogna dimenticare la genesi che ha portato al referendum del 2017. Siamo partiti noi di Indipendenza Veneta nel 2012 con un referendum che aveva come obiettivo la consultazione sull'indipendenza. Quando il progetto di legge per il referendum sull'indipendenza arrivò in Consiglio regionale, lo sostenemmo con quasi 200 delibere favorevoli dei consigli comunali del Veneto, oltre 5 su 7, delibere dei consigli provinciali, quindi c'era già una partenza di consenso che rappresentava 3 milioni e mezzo di veneti su 5. Si andò avanti alla Corte Costituzionale, io intervenii come Indipendenza Veneta, come avvocato, il 28 di aprile 2015 davanti alla Corte Costituzionale, e qui è stato interessantissimo perché, vedete, la Corte, chiamata a giudicare della legittimità di queste due leggi, la 15 e la 16 del 2014, l'una per un referendum sull'autonomia, l'altra per un referendum sull'indipendenza, prese paura, lo si capiva, lo si vedeva, e disse: ma come? Noi abbiamo bocciato per 3 volte iniziative di maggiore autonomia del Veneto, una addirittura anteriormente alla riforma del titolo quinto, quindi che è avvenuta nel 2001, quindi nel 92. Decisero che cosa? Di consentire, quindi facendo un revirement, un cambiamento proprio giurisprudenziale, decisero di ammettere il referendum meno pericoloso sul piano, secondo loro ovviamente, sul piano ovviamente politico-costituzionale. E dissero: tanto qui siamo sul perimetro costituzionale. Ed ho finito. È vero che siamo sul perimetro costituzionale, ma sul piano politico è stato dirompente, e infatti la politica romana non è ancora riuscita a metabolizzare questo passaggio referendario, soprattutto non è riuscita, e Boron me ne darà atto, a metabolizzare la partecipazione prima e il risultato poi, il 98,1% di sì, è una cosa clamorosa. E hanno cominciato alla romana, purtroppo con l'avallo anche di forze, e qua mi dispiace, che si dichiarano territoriali, perché sicuramente Salvini non ha fatto quello che voleva Zaia, e Zaia non è riuscito ad imporsi su Salvini. Questa è la realtà dei fatti. E purtroppo, nonostante io sono convinto che Zaia lo volesse, pur essendo, come dico io, il padre putativo, non il padre naturale. Il padre naturale indegnamente sono io, perché assieme all'Indipendenza Veneta, che abbiamo promosso il referendum per l'indipendenza, dal quale è gemmato quello sull'autonomia. Quindi voglio dire, non c'è stata una forza politica. Ecco, e siamo qui adesso a ragionare per capire come far fronte, come superare questi ostacoli. Se volete ne parliamo, perché c'è abbondanza di argomenti. E adesso io appunto le chiedo, così anche rapidamente a bruciapelo, adesso questa intenzione, soprattutto questa forza politica, ci sono i presupposti per andare avanti? Oppure insomma staremo qui a riflettere ancora su questo punto per i prossimi anni? Guardi, se devo rispondere io, le dico, prendendo in mano un comunicato che ha fatto la nuova ministra, prima c'era Boccia del PD, adesso la ministra per gli affari regionali è la signora Gelmini, la quale ovviamente ha peggiorato grandemente le cose. Che cosa ha fatto? Dice che bisogna fare una ricognizione sia con i presidenti delle regioni, dice, sia con la conferenza delle province autonome, per verificare la possibilità di finalizzare il percorso. Allora, è politichese puro. Questi dimenticano che l'articolo 116 della Costituzione, ve lo leggo testualmente, parla al singolare. La regione che chiede ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. E poi dice: la legge di questa proposta da questa regione è approvata dalla Camera a maggioranza assoluta sulla base di intesa tra lo Stato e la regione al singolare. Questi invece cercano di annacquare dal punto di vista politico, ovviamente, dicendo no, tutte le regioni devono essere coinvolte, in modo tale, no,
ci ricordiamo Manzoni, erano in piazza, tutti si alzarono in piedi, sulle punte dei piedi per vedere meglio e tutti vedevano come prima, cioè nulla. Esatto, insomma Boron abbiamo capito, insomma Morosin ha fatto, come dire, delle puntualizzazioni piuttosto importanti sul momento attuale, sulla contingenza, cioè come è possibile superare questi ostacoli quando sembra che, come dire, la volontà effettivamente a livello superiore non ci sia. Ma credo, e su questo sono d'accordo con Morosin, quanto ha detto all'inizio, credo che sia importante che trasmissioni e canali televisivi e anche informazione stampata comunque portino e tengano sempre al centro l'attenzione il dibattito, come state facendo voi in questo momento, e di questo bisogna renderne merito. Cioè il fatto di tenere sempre viva, no, la fiamma del dibattito, della discussione e del ricordo che è stato celebrato il referendum è quello che porta alla fine nell'ambito politico il tema sempre presente e comunque all'atto della discussione. Sono d'accordo anch'io, e l'ho detto anche prima, che il percorso, no, è tortuoso, è difficile, tenteranno tutto e più di tutto per ostacolarlo. È vero, e ricordo solo che Renzi impugnò la legge. È vero anche che in ultima istanza però Renzi, pur di fermare il percorso del referendum dell'autonomia, tentò addirittura il referendum di modifica della Costituzione cancellando il titolo quinto, che consentiva il referendum sulle materie in autonomia. E però sappiamo come è andata a finire, no? Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, cioè tenta di fermare l'autonomia cancellando il titolo quinto e l'unico che è stato fermato è lui, che è stato cacciato via dal governo. Poi, vede, i percorsi non sono sempre lisci per qualcuno e tortuosi per qualcun altro. Molto spesso, insomma, le strade diventano difficili anche per gli avversari e per chi l'autonomia non la desidera. Io credo che spetta a noi, politicamente e ovviamente a livello di consenso e di cittadinanza, tenere sempre viva questo dibattito, tenere vivo sempre questo dibattito, questa fiamma, perché non ci può essere altra meta che l'autonomia. Quando un popolo si esprime a stragrande maggioranza in questo modo, con tutte le avversità che ha avuto il tema dell'autonomia e la celebrazione del referendum, vuol dire che un popolo lo sente dentro, che non c'è nulla che lo può fermare. E pertanto poi ce ne rendiamo, diciamo, ce ne facciamo una ragione del ministro Boccia e del ministro Gelmini, no? Ma neanche loro rimarranno lì per tanto tempo. Ecco, mi auguro che magari nel 2023 il dibattito, e su questo io me ne farò carico per quel che mi riguarda, ma il dibattito dell'autonomia sia un dibattito di discussione politica delle elezioni, cioè non sia un dibattito regionale, ma il tema dell'autonomia del Veneto sia all'interno della programmazione politica delle elezioni del 2023, perché su questo la Lega, su questo il partito che ne faccio parte, ne ha fatto una battaglia fin dall'inizio e non può oggi sicuramente non continuare su questo versante. Ecco, nel breve periodo del cosiddetto governo giallo-verde si erano riaccese le speranze per un'accelerazione del percorso, insomma, di autonomia, però sostanzialmente anche in quel caso in cui una consistente parte della maggioranza era comunque di provenienza del centrodestra, questo non si è verificato. Cioè, c'è qualcosa che è andato storto anche in quel frangente, Boron, oppure insomma erano semplicemente i tempi che non si sono potuti concretizzare? Io credo, e lo dico semplicemente, cos'è che teme lo Stato centrale? Perché gli fa così tanto paura l'autonomia? Perché poi alla fine parliamo di 23 materie di delega che per il progetto iniziale non scombinano il bilancio dello Stato, perché parliamo di trasferimento di deleghe, trasferimento della parte del bilancio al mantenimento di quelle deleghe. Quindi non parliamo neanche di residuo fiscale. E allora, di fronte a questo, cos'è che rende tanto timore allo Stato? Il fatto che l'autonomia in Veneto possa dimostrare uno Stato centrale inefficiente come si amministra la cosa pubblica. Pensate solo alla rivoluzione culturale in questo paese se ci fosse una regione che in autonomia sa fare meglio dello Stato centrale. Sarebbe una conseguenza poi naturale, no? Che anche altre regioni perseguano la stessa strada, trovino il meccanismo, il modo politico-amministrativo di far funzionare bene la cosa pubblica per i propri cittadini, e magari scopriremmo che il problema non sono qualche regione che funziona male
così come storicamente la conosciamo, ma magari perché certe intermediazioni politiche centrali le fanno funzionare male. Ecco, io credo che il timore che si ha a livello centrale è che il Veneto possa veramente dimostrare come si amministra a favore dei cittadini nel modo più efficiente possibile la cosa pubblica. Ecco, Boron giustamente dice, io spero che nel 2023 parlare di autonomia sarà un argomento delle elezioni, insomma. Comunque, fino al 2023 pare che le cose non siano particolarmente destinate a cambiare, che non sia, come dire, nell'agenda di questo governo, con tutte le sue particolarità, portare avanti l'istanza, insomma, dell'autonomia in Veneto. Insomma, pare che di tempo bisognerà aspettare ancora, insomma, bisognerà aspettarne ancora molto. Guardi, io invece non ho pazienza e non intendo che sia rispettoso nei confronti dei veneti che sono andati al voto 4 anni fa, dopo tutte le celebrazioni che sono state fatte successive del risultato, prospettare tempi lunghi. È che l'agenda va gestita diversamente. Qui ci si doveva sedere a un tavolo, come si è fatto, dettando già un'agenda, perché la forza politica messa nelle mani di chi è andato a fare la trattativa era immensa, non grande, immensa. Io ricordo ancora, e l'ho tirato fuori, ce l'ho qui, il presidente Zaia aveva fatto un libricino che era 100 domande sull'autonomia. Una delle questioni che aveva evidenziato fin dall'inizio era la memoria dell'avvocato che va subito a prendere ce l'ho perché io vivo di questa sensibilità, perché il mio tema è tanto più schiacciante sarà l'esito del referendum, tanto più i tempi risulteranno veloci. È una beffa questa. E questo qui, guardate il libricino, e questa è la risposta che ho segnato. Voglio dire, come si può avere una mala gestio di un risultato così straordinario? Se io rappresento come avvocato un socio che ha il 98,1 delle quote sociali, è una metafora ovviamente, a quell'altro che ha l'1,9, dirò: ragazzo, quanto tempo vuoi per andartene? Cioè, quanto tempo vuoi per regolarizzare la posizione? E guardi che la cosa buona che ha fatto Zaia, pur essendo il padre putativo e non naturale, i padri putativi di solito non difendono fino alla morte il risultato, sono padri putativi. E mentre io mi sento il padre naturale, come dicevo, no? Io leggo, ho qui un libro molto interessante che vi faccio vedere, dei professori Giovanardi e Stevanato, no? Che consiglio a tutti, edito da Marsilio, di andare a leggere. Io l'ho ovviamente consumato 2 o 3 volte perché dentro mi ribolle tutto, il quale conclude, pagina delle conclusioni, 234, che siamo finiti testualmente, nella inaccettabile rigurgito centralista, dice, per cui lo Stato ha alterato la realtà dei fatti, anche laddove la Costituzione ha previsto che la concertazione deve essere bilaterale e di iniziativa. Come dicevo prima, il 116 parla della regione al singolare. La Gelmini e prima ancora Boccia avevano invece cercato di coinvolgere tutte le regioni. Hanno inventato, al di là della Costituzione, un percorso che è servito solo, possiamo dirlo con le parole del professor Giovanardi e del professor Stevanato, che sono 2 dei 5 membri della commissione, 2 tributaristi tra l'altro. Hanno cercato solo di insabbiare. Non c'è volontà politica. Allora che cosa manca? Serve un'azione del territorio, quindi un partito territoriale, una forza territoriale o una coalizione di forze territoriali che non sia in qualche modo condizionata dalle esigenze partitiche e politiche del partito di appartenenza. Mi riferisco alla Lega. Io capisco che Zaia vuole l'autonomia, perché poveretto ormai ha dimostrato in tutti i modi, soprattutto quando gioiva anticipatamente, no, senza avere la consapevolezza che lo stavano già mettendo nel sacco. Doveva porre la questione a Salvini prima che al governo. Quando ha fatto il patto per andare al governo, doveva metterla come condizio sine qua non. Però si è preferito attendere le elezioni dell'aprile 2018, poi quelle del 2019 europee. In sostanza si è anteposto un interesse di espansione politica legittimo, ci mancherebbe, per raccogliere consenso al sud, e il Veneto è stato utilizzato
utilizzato. È vergognoso che ancora ci sia adesso qualcuno che viene in Veneto a promettere l'autonomia. Il personale politico che ha gestito questa fase quadriennale deve andarsene, deve dire non siamo nelle condizioni di farcela, oppure io spero che ci sia, perché lì sono nato, una Liga Veneta, ma la Liga Veneta c'è qualche personaggio, anche Boron è una bella figura, ma penso a Marcato, a altri persone che conosco, che avranno probabilmente, io mi auguro, la capacità di allargare la base, diciamo, partitica di coalizione, puramente territoriale, che non si fa condizionare né da Salvini né da altre componenti di maggioranze che mirano a andare al governo a Roma. Visto quello che abbiamo visto in questo periodo, credo che sia una cosa fattibile. Se non si cambia registro, non ne veniamo fuori. E comunque per me l'autonomia, ed ho finito, è prodromica a un'azione di consultazione referendaria per una richiesta ai Veneti, come abbiamo fatto con la legge 16 del 2014, di un referendum sull'indipendenza. Perché se non chiedi tanto, non ottieni qualcosa minore. Io ricordo in Corte Costituzionale, sono andato, ripeto, come avvocato, li ho visti, li ho sentiti, la Cartabia, che era relatrice, poi è diventata Presidente della Corte, adesso è Ministro della Giustizia. L'argomento era questo: ma caspita, sti Veneti con legge hanno chiesto un referendum sull'autonomia e uno sull'indipendenza. Non possiamo bocciare ancora quello sull'autonomia. E hanno approvato quello sull'autonomia proprio perché c'era anche un referendum sull'indipendenza, se no avrebbero mantenuto il registro della negatività e quindi della contrarietà, come avevano fatto in 3 precedenti pronunce, dicendo che non si può far consultare solo una parte della popolazione italiana, ma quindi è di competenza del Parlamento, non dei Veneti o del Consiglio regionale. Siamo riusciti a vincere questa battaglia, come si sa, ma anche nella vita. Se chiedi poco, ottieni niente. Se chiedi di più, probabilmente ottieni mezza via. Quindi questo referendum si è fatto solo perché c'era una richiesta di referendum con legge della regione per l'indipendenza. Ora, o si alza il prezzo, la richiesta, e bisogna gestirla, liberi da condizionamenti partitici, oppure veramente aspettiamo le calende greche. Ecco, bisogna cambiare registro, Boron. Quanto in questa visione, insomma, si rispecchia e quanto invece no, visto che comunque la Lega in tutto questo ovviamente fa parte del protagonista. Beh, chiarisco solo una cosa: non è che quando io parlo di elezioni politiche sto parlando di un tempo indefinito o a divenire non so di quanto. Parliamo di 1 anno e mezzo, perché le politiche saranno fra febbraio e marzo del 2023, e questo non vuol dire che noi, io in particolare, ma noi insomma siamo qui che ci dimentichiamo del percorso e non facciamo nulla oggi per portarlo avanti. La commissione di esperti del tavolo romano è tuttora vigente, sta tuttora trattando, ci sono ovviamente tavoli di discussione sulle varie materie con il ministro in carica in questo momento. Lo stesso presidente Zaia diciamo, lo dice ogni volta, lo dice continuamente, che l'autonomia è la madre di tutte le battaglie, e sicuramente non ci fermeremo su questo. Poi quando io dico delle politiche 2023 dico, e cerco di essere realistico, dico che se comunque il percorso dell'autonomia non trovasse perlomeno un accordo, no? Da qui alle politiche che sono fra 1 anno e mezzo, credo che comunque come forza politica che ha dimostrato nel proprio DNA nel corso degli anni, nel corso insomma degli ultimi 30 anni, avere al centro il tema territoriale, il tema dell'autonomia, il tema del federalismo, dell'identità territoriale, non può esitare di mettere questo tema al centro della propria campagna elettorale. Su questo ne sono convinto e penso non ci sia diversità. Poi è chiaro, è ovvio, che io mi auguro che questo non avvenga domani, ma dovrebbe essere già avvenuto ieri. Purtroppo, però, ripeto, sono un realista. Quando, e lo ha detto anche l'avvocato Morosini, quando ti metti nel contesto centralista romano, e chi insomma deriva dall'esperienza della Liga Veneta, della Lega Nord, insomma degli ultimi 30-35 anni di questa vicinanza politica, sa benissimo quanto si è lottato nel corso del tempo per arrivare al risultato del referendum. Non è che possiamo dimenticare oggi che il referendum è avvenuto dopo che si è ottenuto il titolo quinto.
perché se non avessimo avuto il titolo quinto, probabilmente la Corte Costituzionale avrebbe detto non puoi nemmeno farlo il referendum per chiedere l'autonomia sulle 23 materie che la Costituzione ti dà nella possibilità. E il titolo quinto sappiamo benissimo come è arrivato da lunghe battaglie che nel corso degli anni sono passate anche per il 1996, no? L'anno dell'indipendenza, l'anno del nord, della Padania, quindi il chiedere tanto per arrivare a qualcosa a metà o spero anche di più è stato fatto ed è sempre stato fatto e continua ad essere fatto. Il chiedere 23 materie non è chiedere poco. Il chiedere 23 materie è chiedere il tutto di quello che la Costituzione, la legge ci riconosce. Ecco, quindi io non parlo nemmeno di chiedere tanto per ottenere poco, io chiedo, e ovviamente la battaglia su questo, e la richiesta è quello che ci spetta per diritto, ci spetta per Costituzione, ci spetta per le leggi vigenti. Ecco, siamo già in conclusione e il tempo è veramente volato, perché d'altronde insomma la tematica ci sta tutta e potremo stare qui a parlarne veramente a lungo. Per cui chiedo in conclusione proprio un flash a ciascuno dei due, partendo da lei, Morosin. È un po' semplificarla, però a quando questa autonomia? Insomma, come dire, in una previsione onesta del futuro, al di là di quelli che sono i nostri sentimenti, quando potremo, secondo la sua analisi, vederla? Proprio un flash. Allora, il quando non glielo so dire, ma il come sicuramente sì. E il come, che condiziona il quanto? Il quando. Come dicevo prima, secondo me è profondamente così sbagliato e quindi è sognare, continuare a sognare se si guarda alle elezioni politiche italiane. Ci vuole un patto territoriale, cioè devi andare sul piano della trattativa come un gigante, non come un Fonzi dietro là il tavolo, vorrei, ma non so, si può, cosa dite voi, rivolto ai funzionari. Ci vuole uno che abbia veramente gli attributi, però l'atto politico che manca. Dove a dirlo? Qua l'hanno detto tutti che è stato Salvini a fermare una spinta finale prima delle elezioni politiche ultime perché c'era l'accordo con la destra del presidenzialismo a fronte dell'autonomia. Poi c'erano le europee. Sostanzialmente il Veneto è stato sempre messo dietro, tanto troveremo una quadra. Non si trova. Quindi il quando passerà attraverso il come, e il come è una coalizione territoriale. Noi siamo pronti. Boron, brevemente. Ma guardi, sul fatto che la spinta delle elezioni regionali che hanno determinato una forza così grande per il presidente Zaia è già un atto, no, di coesione territoriale di un presidente che viene incaricato dalla stragrande maggioranza dei veneti per la difesa del proprio territorio e la rappresentanza del proprio territorio che è la regione Veneto. E su questo sono d'accordo, la grande forza che in questo momento ha il presidente Zaia deve essere promotore e in qualche modo al centro di quello che è la spinta verso l'autonomia. Io credo, se poi vogliamo essere anche un po' cinici, no? Perché poi in politica bisogna anche essere puntuali, decisi e cogliere anche l'attimo fuggente, quando si può dire così. Io credo che il contesto elettorale politico che arriverà, ed è un contesto elettorale che cambia, perché tenete presente che la diminuzione del numero di parlamentari porta a un equilibrio all'interno del Parlamento molto ancora più labile di quello che è prima. Magari qualche deputato, qualche parlamentare in più o in meno possono determinare equilibri ancora più stringenti rispetto a prima, diminuendo la quota totale. Io credo che lì il territorio veneto, se ben rappresentato in quello che può essere una rappresentanza, no, sotto magari quello che abbiamo detto che ha visto nelle regionali, cioè la forza di un presidente, possa in qualche modo essere meccanismo di discussione decisa e ferma dell'autonomia nel governo futuro. Dire prima, certo, è il mio desiderio, il mio sogno e il mio spirito di battaglia di tutti i giorni, però come ho sempre detto cerco di essere realistico e pragmatico. Bisogna anche utilizzare le armi che si hanno. Io credo che l'equilibrio che si determinerà nel prossimo Parlamento, nel prossimo governo, la forza veneta, se vogliamo dirla così, la forza dell'autonomia del Veneto rappresentata lì potrà essere determinante.
Grazie consigliere Borone per aver espresso il suo punto di vista, per aver partecipato a questo confronto, la ringraziamo molto. Grazie a voi. E grazie avvocato Morosin per questa controparte molto battagliera, abbiamo capito. Grazie a voi ancora. Un saluto anche ai nostri telespettatori, grazie per averci seguito fino a qui. Non cambiate canale, restate in compagnia di TV7.